giornata storica sicuramente per Padova, una giornata storica per questo quartiere. Io da quando mi occupo di amministrazione, 1999, ero giovane consigliere di quartiere, mi ricordo le prime assemblee con i residenti della Stanga infuriati, esasperati per la situazione di Via Anelli. Sono stati anni lunghi, anni difficili. Finalmente sì, finalmente era ora. Tante promesse ma che stavolta sono state mantenute, perché già a settembre hanno circondato, con le reti eccetera, e stamattina sono partiti finalmente e adesso andranno avanti. Da pelle d'oca vedere sparire un quartiere grande così, una cosa del genere. Non mi era mai capitato vedere cose così grandi. Sentivo per televisione Via Anelli, cioè da quartiere pareva della Stanga, fosse tutto, cioè praticamente era tutta la malavita qui sul posto. Parlava di Via Anelli abiti, ma Via Anelli, cioè ti vergognai quasi di essere sul posto. È stata una cosa un po' dura. Adesso ci siamo, quando sarà tutto rasato, perché voglio vedere spianato, perché qua in Italia finché non c'è proprio tutto non vorrei che ci fosse qualche imprevisto. Entro fine anno queste palazzine non esisteranno più e potremo pensare al futuro. Qui arriverà la questura di Padova portando un servizio centrale per la città, ma portando soprattutto anche un indotto economico intorno.